Sull'omicidio di Giulia Cecchettin chiuse le indagini della procura Turetta verso il processo. L'accusa è di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. L'assassino accusato anche di stalking. La difesa potrebbe valutare una perizia psichiatrica. Ho fiducia nella magistratura, ma nulla potrà riportarmi indietro la mia Giulia. Le parole di Gino Cecchettin, il legale della famiglia, pronti per il processo. Shock in un parco a Loreggia, 49enne avvicinato da una conoscente, inizia una discussione e la 54enne colpisce l'uomo a coltellate, la donna arrestata per tentato omicidio. Ondata di maltempo, un nubifragio colpisce la bassa padovana tra Borgo Veneto e Mediadino San Vitale, finiscono sott'acqua campi, strade e qualche scantinato. Finestrini rotti e gomme bucate, vandali colpiscono decine di auto a Piove di Sacco, rabbia tra i cittadini, indagini affidate a carabinieri e polizia locale. Ladri scatenati in una scuderia di cavalli a Roncade, rubate 13 selle utilizzate per i corsi dedicati ai bambini e ai disabili. L'appello: se qualcuno ha delle selle usate ci aiuti. Stop Zaia, alle regionali continua il malumore dei big della Lega, da Bottaccina alla provocazione. Spero che nella top 10 di Salvini ci siano tutti gli assessori regionali uscenti. La pace artigianale non la costruiscono solo i potenti della terra, ma anche noi ogni giorno. Il messaggio di Papa Francesco ai veronesi a 3 giorni dalla visita a Verona, che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 7 del mattino. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Sono state chiuse dunque le indagini sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Per la Procura della Repubblica Filippo Turetta ha pianificato nei dettagli l'orribile crimine, agendo con crudeltà inaudita, e si aggiunge anche l'accusa di stalking. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e aggravato anche da altre aggravanti, che sono in particolare di aver agito con crudeltà ed efferatezza. Non solo premeditazione, ma anche crudeltà. Una mente che ha agito con lucidità, quella di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre scorso. La Procura di Venezia ha dunque chiuso le indagini svolte dai carabinieri, contestando al 22enne di Torreglia, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre all'accusa di sequestro di persona, porto d'arma continuato e occultamento di cadavere. La decisione di contestare l'aggravante della premeditazione, motivo per cui non si potrà chiedere il rito abbreviato, si è basata sull'attività riscontrata da Turetta nei giorni precedenti l'omicidio. Tutta una serie di elementi, quali la ricerca dei luoghi tramite internet, acquistando il materiale necessario per immobilizzare la vittima, la cartina stradale necessaria per i movimenti, pianificando gli acquisti di beni strumentali che servivano per l'azione criminosa e proponendo inoltre, progettando nel dettaglio le fasi violente dell'appropriazione e quindi il silenziare la persona offesa. Con il nastro adesivo su bocca, mani, caviglie e ginocchia. E ancora la ricerca del luogo in montagna dove poter lasciare il corpo di Giulia e l'essersi procurato il necessario per sopravvivere. A Turetta viene infine contestato anche il reato di stalking. La contestazione del 612 bis 1 e 2, cioè avendo una relazione intrattenuta con la Cecchettin, non accettando la volontà di interrompere il rapporto affettivo, poteva in essere reiterate azioni moleste e minatorie. Questa è un'aggravante non da molto inserita nel codice, che peraltro, essendo precedente ai fatti, gli è stata contestata. Se il giudice per le udienze preliminari confermerà le accuse, si arriverà a un processo davanti alla Corte d'Assise più o meno verso la fine dell'estate, con la pena prevista che arriva fino all'ergastolo. Il passaggio davanti al giudice che deciderà sul rinvio a giudizio sarà anche la sede in cui l'avvocato Caruso, legale di Turetta, svilupperà le tesi della difesa. Il procuratore ha comunque ribadito che sarà solo la giuria a stabilire la colpevolezza del 22enne, che finora è stato sentito solo una volta dal pubblico ministero dopo il suo arresto. Noi abbiamo cercato,
come sempre si fa, peraltro almeno in questo ufficio, di essere il quanto più possibile obiettivi ed equilibrati nella valutazione dei fatti. E comunque una valutazione fatta dalla Procura e quindi queste valutazioni devono essere sottoposte in sede di contraddittorio con la difesa all'organo giudicante che dovrà valutarne la fondatezza. Una possibilità difensiva per Turetta potrebbe essere quella di chiedere ai giudici di valutare la sua dimensione psichica. L'ha dichiarato all'Agi l'avvocato Emanuele Compagno, ex legale del 22enne, che lo seguì a inizio vicenda, poi sostituito da Giovanni Caruso. Parlai con Turetta in una lunga telefonata dopo che lo fermò la polizia tedesca. Aggiunto, aveva capito quello che aveva fatto, era disperato ed estremamente provato. Fin dal 2005, ha concluso Compagno, il disturbo di personalità è riconosciuto come un elemento che può ridurre in modo significativo la capacità di intendere e di volere. Ho fiducia nella magistratura, ma qualsiasi sarà la sentenza nessuno potrà restituirmi mia figlia. Queste invece le parole di papà Gino Cecchettin. A meno che non riporti in vita Giulia, cosa cambierà nella mia vita? Qualsiasi sarà l'evoluzione, Giulia non tornerà. Sono queste le parole di Gino Cecchettin nel giorno in cui la Procura annuncia la chiusura delle indagini con i capi di imputazione nei confronti di Turetta, che avrebbe agito con premeditazione, crudeltà e efferatezza. Parole che pesano come macigni per un padre che ha perso la figlia da 6 mesi in un modo tanto brutale. Mi affido alla magistratura e agli avvocati che seguono il caso. Tutti godono della mia massima stima e fiducia. E sono anche convinto che il procedimento a me non darà particolari preoccupazioni e vorrei restarne fuori il più possibile, tenendomi un po' distante, perché penso che indipendentemente da come si evolverà il processo, nulla mi potrà ridare mia figlia. Ancora una volta non c'è rabbia né sete di una sentenza esemplare nelle parole di Gino Cecchettin, il cui obiettivo principale ora è portare avanti la memoria di Giulia. Quello che deciderà di fare la magistratura e gli organi competenti a me andrà sicuramente bene. Per me è giunto il momento di creare valore e andare avanti su altre cose. Ricordare Giulia è solo il mio unico obiettivo, e mantenere vivo il suo ricordo. Altro, la parte di processo, ripeto, a me interessa poco, pur facendo affidamento sulla giustizia, perché chiaramente ci deve essere, però tutto quello che ne verrà fuori io lo accetterò. Nel ringraziare procura e investigatori, il legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, fa sapere che ora ci si preparerà al processo come parte civile, perché Giulia, conclude, abbia finalmente giustizia. La cronaca nel Padovano, calci e pugni all'ex compagna, arrestato dai carabinieri per il reato di lesioni personali aggravate un 36enne rumeno, già noto alle forze dell'ordine. Lunedì sera una 42enne di Selvazzano ha chiesto aiuto al 112. La donna aveva trascorso parte del pomeriggio e della serata con l'ex compagno in occasione del suo compleanno, ma all'improvviso l'uomo l'ha colpita con schiaffi, calci e pugni, tentando anche di strangolarla. Approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo, la donna è riuscita a dare l'allarme ai carabinieri giunti immediatamente sul posto. Ha raccontato che l'ex compagno non era nuovo a queste violenze, ma fino ad allora lei non aveva denunciato. La 42enne è stata curata in ospedale, mentre il 36enne romeno è agli arresti domiciliari. E c'è un altro fatto di cronaca, rimaniamo nel Padovano, a Loreggia, per un tentato omicidio al parco pubblico. Arrestata per questo una donna che ha accoltellato un uomo che si è messo in salvo chiedendo aiuto in un supermercato. Un'aggressione fulminea in pieno giorno in un parco. Una donna di 54 anni è stata arrestata dai carabinieri di Piombino Dese a Loreggia dopo aver accoltellato un 49enne romeno che era seduto in una panchina dell'area verde di Via De Gasperi. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è ora accusata di tentato omicidio, minaccia aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il 49enne accoltellato è stato aggredito mentre stava mangiando un panino. L'uomo, dopo essere stato ferito, ha cercato di mettersi in salvo dalla
alla furia della 54enne scappando all'interno di un supermercato vicino. Sembra che i due si conoscessero da tempo. Ieri pomeriggio lei lo ha avvicinato al parco, ne è seguita una discussione furiosa per futili motivi. Poi all'improvviso la donna ha estratto l'arma bianca e cogliendo di sorpresa il 49enne lo ha minacciato di morte e accoltellato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 di Campo San Piero che hanno prestato le prime cure al ferito. La 54enne è stata bloccata e arrestata e si trova ora agli arresti domiciliari. Ritrovato e sequestrato anche il coltello usato per il tentato omicidio, un coltello da cucina in acciaio con una lama lunga 20 centimetri. Ore di maltempo in Veneto, danni, allagamenti nella Bassa Padovana. Bassa Padovana colpita dal maltempo nel corso della giornata, specie nella prima parte, come testimoniano le immagini di Luca Tecchiato che state vedendo. A Borgo Veneto alcune strade allagate e sistema idraulico in sofferenza, non solo quello privato, ma anche quello agricolo gestito dal Consorzio di Bonifica. Interventi della Protezione Civile per l'allagamento del piano terra del municipio, ma anche della mensa scolastica. I ragazzi infatti hanno pranzato in classe e di alcuni scantinati. Situazione difficile anche a Megliadino San Vitale, dove le campagne sono allagate e dove la Protezione Civile è al lavoro per mettere in sicurezza case e strade. In alcuni punti è tracimato il canale Vampadore, creando difficoltà. In tutte queste zone si conteranno i danni a evento concluso, mentre le previsioni parlano di possibili nuovi rovesci durante la notte. A Piove di Sacco, incredibile raid vandalico. Rabbia e sgomento a Piove di Sacco per quello che è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Decine di auto prese di mira dai vandali che sembrano aver colpito a caso in diverse zone della città, dal centro allo stadio, dal parcheggio della casa di riposo a quello della stazione dei pullman. Finestrini sfondati, pneumatici tagliati, oggetti rubati dalle auto e ora collaborazione tra polizia locale, amministrazione comunale e carabinieri per scambiarsi le informazioni e cercare di risalire al colpevole o più probabilmente ai colpevoli. Difficile infatti pensare che una sola persona abbia potuto provocare un simile danno in poche ore. Magari invece si tratta di una banda anche di giovanissimi. Di certo c'è l'allarme sociale che questa raffica di atti vandalici sta creando a Piove di Sacco. La gente è arrabbiata e ha comunque poca voglia di parlare della vicenda, affidata ora alle indagini delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere pubbliche di videosorveglianza potrebbero già dare le prime risposte. La sindaca Lucia Pizzo si dice molto arrabbiata, ma anche fiduciosa che tutte le informazioni girate ai carabinieri possano portare al più presto a individuare i responsabili. Ladri scatenati invece nel Trevigiano in una scuderia di Roncade. Sono state sottratte addirittura delle selle per cavalli. L'istruttrice arriva un po' prima di me e mi chiama e mi fa: Dennis, dove hai messo le selle? E gli faccio: là, al solito posto. E mi fa: no, qua non ci sono. Faccio: ma neanche la mia? No. E alla fine siamo accorti, hanno rubato 13 selle, tra americani, inglese, selle e finimenti, tutta roba di pregio, di valore in pratica. Ma è successo in 20 anni di attività che ho i cavalli, non è mai successo un furto a casa mia. Il primo a non crederci è stato proprio Dennis Foltran, presidente dell'associazione che gestisce le scuderie La Rosa Bianca in via Longhina Roncade. È qui in aperta campagna che i ladri hanno colpito verosimilmente nel weekend. Le selle si trovavano all'interno del capannone dei cavalli. È stato un furto mirato, hanno scelto con cura la roba, l'attrezzatura da rubare e hanno portato via del materiale importante per noi, perché senza selle non possiamo fare il nostro lavoro. Ecco. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che probabilmente incroceranno le immagini delle 11 telecamere presenti in questa strada chiusa, dove si trova anche un ripetitore GSM. Foltran qualche sospetto già ce l'ha. Sicuramente gente che conosce il posto, che io ho chiamato sempre amico, gente che ho aiutato magari e che ha pensato bene di tradire la nostra fiducia, la nostra amicizia in pratica. Cioè, sicuramente conoscevano la nostra situazione, sapevano dove mettevamo il materiale, sapevano come agire. In attesa di capire se la refurtiva potrà essere recuperata, dalle scuderie parte un appello. I corsi per i bambini e le attività a sostegno dei disabili devono andare avanti senza intoppi. Se qualcuno vuole aiutarci, cioè se ha una serie di magazzino che non usa o una roba vecchia a casa e può donarcela o prestarcela nell'immediatezza, cioè subito, siamo senza. E quindi ci
serve, abbiamo bisogno di lavorare come tutti quanti. Sarebbe stato più brutto che ci avessero rubato i cavalli, però anche le selle sono fondamentali per la nostra attività. La pagina politica con i pezzi grossi della Lega che non ci stanno ad archiviare la battaglia sul terzo mandato dopo le parole di Matteo Salvini nella giornata di domenica tra Vicenza e Treviso. In particolare prende posizione l'assessore regionale leghista Giampaolo Bottaccin. Spero che nella top 10 di Salvini ci siano tutti gli assessori regionali uscenti, ma il messaggio di Bottaccin è anche per Fratelli d'Italia. Facciamo un sondaggio sul gradimento di Zaia e di De Carlo e poi vediamo. Sentite Bottaccin. Non so quale sia la lista di top 10, do per scontato che i 7 assessori regionali della Lega siano tutti dentro, sono i più profondi conoscitori della macchina regionale di cui dispone la Lega oggi, quindi questi 7 sono sicuramente dentro, voglio pensare che siano sicuramente dentro. Un pronostico, una provocazione, una speranza, di certo Giampaolo Bottaccin, assessore mister preferenza, entra a gamba tesa nel dibattito seguito alle parole del segretario Salvini che a Vicenza per la Dunata ha archiviato la pratica del terzo mandato, quindi la stagione di Zaia, annunciando una rosa di 10 papabili già pronti a succederli nel 2025. Bottaccin passa ai raggi X le dichiarazioni del leader e non concede sconti. E parto dal ragionamento che ha fatto il segretario Salvini. Lui ha detto: ci abbiamo provato diverse volte, siamo gli unici che crediamo in questo e quindi ci arrendiamo. Questo mi preoccupa perché anche sull'autonomia siamo gli unici che ci crediamo e io mi auguro che non sia nelle prospettive quello di arrenderci, perché il partito a cui appartengo ha come core business centrale, direi quasi unico, l'autonomia e quindi se vale il ragionamento per l'autonomia deve valere anche per il terzo mandato. Insomma, i pezzi grossi della Lega in Veneto non rinunceranno tanto facilmente a Zaia, messaggio che Bottaccin rivolge anche agli alleati meloniani che fremono. Il Veneto spetta a Fratelli d'Italia, parlano i numeri, il senso di un'intervista rilasciata alle agenzie dal veneziano Raffaele Speranzon. Già i numeri, apriti cielo. Proprio il giorno in cui Zaia si conferma il presidente di regione più amato d'Italia, in base ai sondaggi, quindi a quello che pensa la gente e quindi in base ai numeri, sarebbe interessante fare un confronto fra il presidente Zaia e magari qualche altro nome che dice di volersi candidare con Fratelli d'Italia alla presidenza della regione. Sarebbe interessante un sondaggio fra Luca De Carlo e il gradimento di Luca De Carlo e il gradimento di Luca Zaia e poi, se ha ragione Speranzon, confrontiamo i numeri. La pace è artigianale, non la costruiscono solo i potenti con le loro scelte, i loro trattati internazionali che restano scelte politiche quanto mai importanti e urgenti. La pace la costruiamo noi nelle nostre case, in famiglia, tra vicini di casa, nei luoghi dove lavoriamo, nei quartieri dove abitiamo. Lo scrive Papa Francesco in un messaggio inviato alla città di Verona in vista della visita pastorale di sabato. Possiamo fare pace, prosegue il pontefice, aiutando un migrante che mendica in strada, visitando un anziano che è solo e non ha nessuno con cui parlare, moltiplicando i gesti di cura e di rispetto verso il povero che è il pianeta Terra, così maltrattato dal nostro egoismo sfruttatore, accogliendo ogni nascituro che viene al mondo, gesto che per Santa Madre Teresa era un autentico atto di pace. Piccoli tasselli di pace, conclude il Papa, se si saldano insieme costruiscono una pace grande che espande il suo profumo ovunque. Queste le parole di Papa Francesco, che è atteso per l'appunto a Verona fra 3 giorni, una giornata storica, quella di sabato, che vi racconteremo rigorosamente in diretta su questa emittente, su Antenna 3, a partire dalle 7 del mattino, con tutte le tappe del pontefice dal mattino, quando atterrerà allo stadio Bentegodi, fino appunto al pomeriggio, quando sarà il momento della Santa Messa, il momento più solenne. In mezzo le tante tappe che sono state annunciate a San Zeno e ancora all'Arena di Verona per l'Arena di Pace, questo è il nome dell'iniziativa, e poi appunto al carcere di Montorio. Tutto rigorosamente in diretta, lo ripeto, a partire dalle 7 sabato mattina su Antenna 3. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata davvero.